e ci teniamo bene stando a battere. Dopo con l'otto e ci porti con su spinner, poi ci porti lo summone, su babbo e monner, poi ci può per il togliovire tanto. Cusso, un certo cellulare, che mi peta a fianco del suo maestro Lai, e poi non per il cusso, e poi... Se poi con tu o da battere si può dire un cellulare. Spinnas, Vicente Pinnes e Severino Pinna, poi ci fu Vicente Verrai, un Ticussus, ma poi ci fu Salvatore Alzano pure fu Sabatteri. Questo fu di Sagrestano pure. Bottega era tanto, Selenco, i vostri vari Selenco, dei Ginao, noi fu sa bottega da Neitto Verrai, pago per su de Omo. Poi hanno aperto una bottega, una certa Marongiu, a fianco, in Cuni. Prusa Susu, l'altro cammino Susu, parallelo con questo cammino, lui fu di questa bottega dell'Ais, de Sorre, de Mariulai. Pago prusa innanti, a s'incrocio con questa strada di fronte a Creso, dove c'è la bottega di Catinedda, Marongiu. Prima bottega, sa questa zona, prusa innanti, invece, dopo la piazza Roma, dove c'è la bottega Perasso. Babbo era su Maestre Panno, quindi questo dopo la guerra, andando in guerra, un ragazzo del 99, quindi stando in guerra a 17 anni. Su rientra e andavo a imparare i sarti su Mestre Panna a Ierzu, come apprendista, e pagante apprendista stando. Poi intervenni a vita, risposto a fare questo mestiere, e poi ad imparare a Salvatore Lado, che ho avuto parente e Nerauso. Quindi ho fatto questo mestiere, tutta la vita si può andare, vince a 64-65 anni, finché a 65 anni. Poi ho cambiato mestiere, ho saputo beccese, ti cominciando a vendere bottega, a vendere i vestiti già, bello, se pronto, prima non esistevano. Mi toccava a fare i vestiti, non esistevano tra botteghe con i vestiti fatti, non esistevano. I vestiti li facevano babbo e mamma pure, brava a confezionare, quindi imparava evidentemente. Ma poi le femmine sono tutte brave a fare i vestiti, si poteva sventare su cipone, sa camisa, sa baratetta, e tutte cose così, quindi capace di su dell'argio, ci hanno usare su dell'argio. La scuola media non si imponeva per andare a cravatta, con una tontesa, avevo fucasi. E quindi a giacchette, a cravattetta. Il babbo era facendo questo mestiere, poi ha dismesso di fare questo mestiere nel metà degli anni 60, e siccome tenia una licenza di commercio, era disposto a fare i suoi botteghieri. E ha seguito vince 80, praticamente vince 83 anni.